Nel Vicentino, per portare a segno rapine e furti, banda di malviventi finisce in manette. La sezione antirapine della squadra mobile di Vicenza e la sezione criminalità straniera della mobile di Milano hanno sventato nella notte di giovedì un colpo alla villa di un imprenditore di Lonigo. Tra le persone arrestate, tutte dall'est Europa, Slovenia, Bosnia e Kosovo. Il terzetto, a quanto raccolto dalle intercettazioni telefoniche, già nella giornata di giovedì scorso, 25 gennaio, aveva fatto un sopralluogo nei pressi della villa dell'imprenditore, manifestando l'interesse per l'obiettivo. Erano intenzionati a rapinare le persone all'interno di questa villa, di questa abitazione nella campagna di Lonigo. Intenzione per la quale erano pronti anche, se necessario, a usare maniere forti, spray urticante e violenza nei confronti della vittima e delle persone presenti in casa. Immediatamente è scattata l'allerta con un imponente servizio attorno alla villa. Approfittando dell'oscurità e dell'aria impervia, la banda ha tentato di fare accesso dalle siepi che delimitano il perimetro dell'abitazione e a quel punto è scattato l'intervento degli agenti in agguato. Uno è stato subito bloccato mentre altri due sono scappati per i campi, rintracciati però poco dopo mentre tentavano la fuga con un'auto di un connazionale lungo la strada provinciale che porta verso Verona. Una successiva perquisizione dove il gruppetto aveva dimorato a Vicenza ha consentito di sequestrare guanti in lattice, erice trasmittenti, fascette elettriche e 4.000 euro in contanti. Banda, forse non nuova, razzie sul territorio vicentino. Per quanto riguarda il loro coinvolgimento in eventuali altri fatti di reato, furti o rapine, è in corso di accertamento.